Sicuramente il dialogo è indispensabile, in modo particolare con il territorio, con il mondo economico e anche con le altre denominazioni, la DOCG, Conegliano Valdobbiadene e Asolo. È indispensabile la sinergia, nuove iniziative, promozione, comunicazione, tutela del nome. Il Prosecco, per nostra fortuna, non sta soffrendo in questo momento, in questi primi 6 mesi siamo a un più 3,6% sull'anno precedente. Per il momento non soffriamo, speriamo di non soffrire mai, chiaramente. È chiaro che il mondo, la situazione economica generale può presentare dei problemi, può presentare problemi anche sul settore vitivinicolo. Spetta a noi prendere iniziative in modo che i risultati siano positivi. Seguire la moda della gente, cioè la gente apprezza un vino di qualità, un vino sostenibile. Promuovere sempre di più il nostro prodotto sul piano della qualità e della sostenibilità, perché la gente è sensibile, vuole un prodotto con certificazione ambientale perché vuole sapere cosa consuma. Quindi il prodotto, la filiera, la tracciabilità è indispensabile.